Bisogna fare di necessità virtù, potrebbe essere il motto dell'agricoltore che aggira le problematiche legate al meteo mettendo in campo strategie favorevoli alla coltivazione. E così ha fatto Corinna, convertendo il corso per aspiranti agricoltori biologici dalla presenza al web. Lei, agrotecnica laureata alla Ca' Foscari, anziché fermare il corso in presenza a causa prima ondata pandemica, lo ha portato online. È stato un modo anche per tenere compagnia alle persone e tenerli occupati, dargli anche degli spunti, diciamo, positivi e modo di poter implementare anche, le nozioni, in giardino, nell'orto di casa, nella stagione primaverile, quando non ci si poteva muovere da casa. Iniziativa che è piaciuta al punto che ha ripetuto l'esperienza anche quest'anno, registrando un boom di iscrizioni. Ho avuto numerose iscrizioni, circa una cinquantina di allievi, provenienti, prevalentemente dal Veneto, un'allieva da Roma, intorno a Roma, e alcune persone anche dall'estero, dalla Repubblica Ceca, dal Portogallo, da Bruxelles. Slide, foto e video. Ed ecco come si coltiva l'orto biologico, dall'irrigazione alla fertilizzazione, il tutto con metodi che simulano i meccanismi naturali. Un interesse cresciuto, specie durante il primo lockdown. Il Covid che ha anche rallentato nella prima fase, l'approvvigionamento, no, delle derrate alimentari. C'è stato un periodo in cui alcuni approvvigionamenti si sono proprio bloccati, le persone hanno percepito questo pericolo, il pericolo di non poter più accedere ai beni di prima necessità che, eravamo abituati ad avere con grande facilità. E quindi, sì, si è determinato questo fenomeno di creare una propria indipendenza, alimentare. E per i prossimi corsi bisognerà aspettare dopo l'estate.